Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fritto Misto. Io sono Mattia, sono in compagnia con Samantha! Vi ricordate l'ultima puntata che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Vuoi ricordarglielo? Abbiamo mangiato un sacco di aperitivi a Padova. Esatto, quindi se non avete visto quell'episodio andatelo a vedere. Cosa faremo oggi, Samantha? Oggi mangeremo le pizze di 5 pizzerie da sport di Padova, così te le faccio assaggiare. Ah, quindi cibo anche stasera? Pensavo di fare qualcos'altro io. No. Abbiamo una scaletta di pizzerie, che cosa c'è? Sì, adesso le ordiniamo, Sì. Scegliamo un pochino quali ordinare. Penso ricorderanno benissimo che a me il formaggio proprio zero. L'unico che accetto è il grana, ok? E la burrata. Come si fa? Alcune non le mangerai allora. No, bisogna sempre provare tutto quanto. Prima pizza ordiniamo da Pane Pizza, che è una pizzeria con ingredienti biologici e anche slow food, attenzione. Io direi che però di classiche stasera zero, cioè dobbiamo provare quelle speciali. Hanno tantissime proposte anche vegane, hanno addirittura la mozzarella vegana. Ah. Allora facciamo così, mentre tu ordini e scegli la pizza, io preparo la tavola. Ciao, volevo ordinare una pizza a domicilio. E anche la pasta fritta, i bocconcini di pasta fritta. A questo punto dovrebbero essere quasi arrivati le pizze. Sì. Vai tu. Sì, vado io. Prendi anche le birre? Sì, Ok. arrivo con tutto. Guarda cos'è arrivato. Hai preferenze sulla birra? Fai tu. Ok, prendo questa qui perché guarda che bella lattina. Wow. Cos'hai in bocca? No, allora, lo sai che è segno di maleducazione a non aspettare? Ma... Prova. Ah, guarda, c'è C'è anche una il salsetta. pomodoro. No, ma Vai. sono proprio alla fine del mondo. Sì, lo so. Sono un master. Combinerò la mia? No. Guarda, così. Buono. Buoni. Fai la foto. Io verso la birra. Samantha, ogni volta devi sempre fare le Dai, storie dai, della dai. pizza. Birretta, sentiamo se ci sta con questa pizza. Scusa. Te l'avevo insegnato anche nell'altro episodio. Cioè, è proprio buona. Crack, birrificio artigianale Lo agricolo. conosci? No. Molto buona. Andremo anche lì prima o poi. Yes. Guarda che bella. Questa ha crema di asparagi, porcini, asparagi e mandorle a lamelle. Sì. Beh, Samantha, Siamo alla prima. butto e tu intanto accendi il menù della seconda pizzeria. Allora, adesso la ordiniamo da Passione Pizza, che è una pizzeria dietro al Verdi, al Teatro Verdi, a Padova. Sì. Mamma mia, questa mi ispira già tantissimo. Mozzarella, pomodorini in cottura, olive greche, aglio, poco. Per me è anche tanto. Per me anche tanto. Origano, basilico, bufala all'uscita. Che dici? Tu? Dai, chiamo io. Vai. Samantha, la pizza! Comunque si sente già il profumo dell'origano e dell'aglio. Per mia somma gioia. No, vabbè. Oddio. Ma Samantha, questa non è tagliata. Vai. Ok. Guarda, non abbiamo sprecato neanche un goccio. Dai, Samantha, che la pizza si raffredda. Dai, buono. Non avevi neanche più fame. Ma quando ce l'ho davanti. Dai, vai, tu prendi il pezzo. Mangiamo. No, dai, prendo questa perché a me piace il cornicione morbidino e non bruciacchiato. Sì. Vado? Vai. Buona questa. A postolo. Tia, dove sei? E
terza pizza in arrivo. Cosa hai preso? Allora, questa è una delle pizze speciali di Scrocchia. Questa è tropea, crema di cipolla caramellata, mozzarella, salsiccia e grana. Quindi tutti gli ingredienti che a te piacciono. Esatto. Ma si vede che è croccante. A me piace un sacco la pizza croccante rispetto a quella morbida. A me piacciono tutte. Beh, non avevo dubbi. Neanche quando sono nato mi hanno fatto tutte queste foto comunque, dai, va là. Se no come faccio a far conoscere i locali alle persone? Dai. Vai. Vai, no aspetta, io voglio questa. Scusa. Vai e sappimi dire. Guarda come fila. Beh, ma io la cipolla caramellata alla fine del mondo, ce la metterei ovunque. Dolcissima. Veramente buona. Comunque loro fanno anche le pizze classiche tonde, però questo impasto mi piace veramente tanto. Quindi anche questa azzeccata. Di questa faccio il bis però. Basta Samantha, non ne posso più. Ma quante altre pizze abbiamo? 2 le ho già ordinate. Ah, le hai già ordinate? Eccomi! Ehi, Ho portato i rinforzi, visto che tu non ce la facevi. Ciao! Ciao, piacere Sara. Piacere Mattia. Facci. E allora vado a prendere la birra E un bicchiere. e il bicchiere. Vai. Ma finalmente c'è una mano che ci dà una mano. Uno spazietto nello stomaco, chiaro, dai. Allora, spazietto nello stomaco, questa è la pizzeria Castelfidardo. Wow! Questa è la Regina con mozzarella fior di latte e i pelati petrilli. Petrini. Ok. Esatto. Pelato. Biologico. Allora, Gli oneri alla ospite. giusto. Ok. Vai. Di dove sei di bello che hai un accento particolare? Non Veneto. Non Veneto. Allora, di giù. Vediamo se indovini l'area. Puglia. Ok. Vabbè, ci sono 4 ore di Puglia però, quindi vero. hai un margine. Diciamo che la passione per il food ce l'ho un attimo nel sangue. Beh. Sono vicino. Oh, Sì. perso un pelato. Perso un pelato. Arrivo un tweet. Buono, cioè mi faceva un po' paura questo pelato. Che No, detta bello. così. Beh, però. Beh sì, il pelato è biologico e la pizza è prodotta con le farine macinate a pietra. Sentiamo il Molto cornicione. E sei un influencer di cibo anche tu? Colazioni, ambito prevalente, cioè io se non faccio colazione bene, come dico io la mattina, non va, cioè è proprio una religione. Non come sempre, cioè come la grande sempre. Però nel mio vado in giro a provare posti. Ci confrontiamo spesso in effetti, ma tu hai già provato questo? Sì, vai. Allora, direi che qui abbiamo dato. Abbiamo dato. È già arrivata l'altra. Oh no! Vai. Oh no! Come no? Come no, Anche- dovevi Sì, aiutarci. però no! Ovvio, non ho nata per questo! Esatto. Nada. Dai, Mattia. Presto Mattia! E sono qui con l'ultima pizza e l'ultima birra che aprirà l'ospite d'onore. Aia! Aia di nuovo! Faccio io? No, faccio. Ok, è andata. Tutto a posto? Opla! Ok. Le giuste un film! Questa è la L4 là. di Bella. Lievi Ma no. Tarti. Guarda che bella. Ma è bellissima! È proprio bella questa pizza! Questa è pomodoro, mozzarella fior di latte, spianata calabra, acciughe del Cantabrico, cipolla, aglio, capperi e origano. Bella leggera! Leggerissima. Finiamo proprio. proprio con sgrassando. Fermo che devo fare la foto. Hai ragione, scusa. Ok? Partono le signore. Va bene. Vadi! Vai Io signore. evito la cebola come... Tu eviti la cipolla, io evito un attimo il capperino. Se vuoi Oh, no. prenderti il capperino.
Sembra leggerissimo, cioè leggerissimo. Cioè, l'impasto. Vabbè. Spinata. Ah, c'è anche i Capperi. capperi. Io l'ho lasciato però, non un grande fan. Mamma mia, super, questa, cioè finiamo col botto proprio, è super gustosa questa. Poi io amo la spianata, cioè, amo. Io fan del cornicione, attacco il cornicione. Selfie 3 selfie. Dunque la giuria proclama come vincitrice, no, sto scherzando, io dico sempre che i gusti sono gusti, perciò tutte le pizzerie che ho scelto a me piacciono e poi a lui sarà piaciuta una in particolare, a lei un'altra, a me tutte. Esatto, tutte quante. E quindi spero che vi siate divertiti, noi sì perché abbiamo fatto gli scemi come al solito. Ci vediamo alla prossima puntata, io vi ricordo che sono Samantha di Magna Padova. Io sono Mattia Malengo e questa sera insieme a noi c'era... Sara di Ti vedo sciupato. Ti vedo sciupato, mi vedi sciupato a me? E dopo le pizze non... Ci trovate tutti su Instagram, Mattia anche su TikTok. Comunque. Anche tu da poco un po' cominciamo su più TikTok. no che sì. Se vi piacciono le colazioni andate a dare un occhio. Alla prossima! Ciao, al prossimo episodio!